arrivarci, ecco, mettiamola così. Allora, prima di tornare dal ministro Bellanova, presidente di Coldiretti e presidente di Federmeccanica, due enormi settori del Made in Italy che sono in grave sofferenza, sentiamo un momento con Marzia Maglio e Stefano Barbo una breve intervista ad Andrea Crisanti, che è un virologo tornato in Italia per combatterla in Veneto, e lui è su una posizione diversa. Sentiamo su questi test. Vediamo un momento. Professore, quanti sono i contagiati in Italia? Ma guardi, i contagiati oggi in Italia non si possono stimare contando i numeri che vengono proposti ogni giorno, perché sono drammaticamente sottostimati. Se includiamo gli asintomatici, si parla probabilmente con le cifre attuali di circa 600.000 contagiati. Cioè, tantissimi, più di quanto si dica. Beh, guardi, sono tantissimi, ma se lei pensa un attimo che il 20 febbraio, quando c'è stato il primo caso a Vo, la percentuale di positivi a Vo era già il 3%. Guardi che il 3%, noi l'abbiamo detto tantissime volte, era un'enormità. Lei lo rapporti su scala nazionale, sa quant'è il 3% della popolazione italiana? È 1,5 milioni. Cioè, il problema sono i cittadini che sono positivi e non lo sanno. Sì, è corretto, e questo è un problema che è stato sottovalutato sin dall'inizio. Noi abbiamo persone che stanno male e persone asintomatiche non identificate all'interno di gruppi familiari chiusi insieme da settimane. Non a caso sono settimane e settimane che i contagi calano pochissimo. Quindi tenerli a casa è un rischio? No, tenerli in casa è più di un rischio, è uno sbaglio. Però si diceva che gli asintomatici sono meno contagiosi dei positivi, è così? No, non è vero, queste sono favole. Ma dove li mettiamo questi asintomatici da isolare? Ma l'Italia è piena di alberghi vuoti, io li metterei lì, perché altrimenti si infettano tutti. Dunque, secondo lei abbiamo fatto qualche errore? L'ultima settimana di gennaio, quando noi avevamo già approntato il test dei tamponi, noi avevamo proposto di incominciare a fare i test su tutte le persone che tornavano dalla Cina per verificare. Ci è stato proibito. In Lombardia c'è da mettere in sicurezza gli ospedali e tutto il personale sanitario come priorità. Bonificare gli ospedali. Io sono, più che dire arrabbiato, sono sdegnato, perché noi abbiamo adottato fin dall'inizio delle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che erano fondamentalmente sbagliate, e le persone che sono state coinvolte ad implementarle non lo vogliono riconoscere, come se avessero fatto tutto giusto. Io penso che sugli occhi degli italiani è ovvio che questo non è il caso. Professor Ricciardi? Guardi, io credo che i migliori scienziati del mondo lavorano con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per fornire le evidenze scientifiche man mano che si formano, e hanno contribuito, io credo, nei paesi in cui queste cose sono state applicate, a evitare decine di migliaia di morti. Poi ognuno ha le sue tesi, però non si fanno con le interviste televisive, si fanno con i lavori che si pubblicano sulle riviste che si chiamano peer reviewed, cioè riviste da altri scienziati. Allora, io ancora devo vedere un lavoro sostanzialmente prodotto su una rivista scientifica, mentre invece noi le acquisizioni le facciamo dall'esperienza dei colleghi cinesi che stanno pubblicando quello che loro hanno fatto, dai colleghi coreani che stanno pubblicando quello che hanno fatto. Quindi io invito il professor Crisanti a pubblicarle su riviste scientifiche, credo che lo stia preparando. Nel momento in cui invece che in un'intervista televisiva noi queste cose le leggeremo su delle riviste scientificamente forti, e naturalmente le prenderemo in considerazione. Ma dire che l'OMS ha sbagliato quando ci sono centinaia di scienziati che in tutto il mondo questi dati non solo li hanno prodotti ma li hanno pubblicati, mi sembra un po' azzardato, diciamo così. Allora, col ministro Bellanova saluto il